Il caro gasolio sta mettendo in ginocchio anche il settore della pesca, già notevolmente provato, e i lavoratori sono pronti a fermare le barche e uscire poche volte alla settimana. Per la CISL Venezia il rischio è che le difficoltà del settore primario si ripercuotano rapidamente sull'intera filiera. Oltre ai problemi che già abbiamo, come il ricambio generazionale, i cambiamenti climatici, la continua riduzione dello sforzo di pesca da parte di Bruxelles, oggi abbiamo anche il problema del caro gasolio, un problema che ciclicamente torna legato alle vicende internazionali. Per Piva è necessario intervenire su due fronti per evitare che in poche settimane i prezzi aumentino ulteriormente. Il primo affrontando l'emergenza legata al caro gasolio, il secondo creando strumenti di tutela più solidi per i lavoratori. Bene un tavolo istituzionale che affronti e risolva questo problema, assieme alle parti sociali e alle organizzazioni di categoria. Oltre a questo chiediamo un'accelerata all'avvio di ammortizzatori sociali strutturati. Non è possibile che oggi il pescatore, il dipendente, abbia soltanto un'indennità di fermo di 30 euro che arrivano l'anno dopo senza un ammortizzatore sociale valido. Quindi sul piatto ci deve stare da una parte la risoluzione del problema del caro gasolio, ma allo stesso tempo l'avvio di ammortizzatori strutturali sociali. Sulla questione è intervenuto anche il consigliere regionale Montanariello. Serve un intervento pubblico forte e importante, che non può essere delegato solamente a richieste, come spesso avviene da parte della Regione Veneto al legislatore nazionale, ma servono anche interventi da parte della Regione. Ricordiamoci che dietro la pesca c'è un'intera filiera che va da quelli che sono gli indotti, le lavorazioni, l'enogastronomico, l'artigianato, il trasporto, e dietro alla pesca c'è un indotto di primissimo livello fatto di posti di lavoro e di economie che per il Veneto hanno un'importanza non trascurabile. Quindi che la Regione Veneto si attivi subito.